Gentili amici di TG Plus, diamo il benvenuto a Carlo Molon, presidente del porto turistico di Jesolo. Buongiorno. Buongiorno Alvise e grazie Carlo, per avermi chiamato. grazie a te per essere venuto. Senti Carlo, alla luce del tuo ruolo importante anche sul piano, diciamo così, istituzionale, come vedi le opportunità che offre un qualcosa di unico come la rete Golf in Veneto oggi? Allora, premesso che io sono nel comitato di Golf in Veneto ormai da diversi anni, questo è il secondo mandato dopo la presidenza Druder, e inizialmente rappresentavo la provincia di Vicenza, essendo stato eletto tra i circoli appartenenti quale membro del comitato. Poi successivamente alla scadenza della prima nomina credo che mi abbiano voluto mantenere nel comitato più per anzianità o forse per esperienza all'interno della rete Golf in Veneto. Per me rete Golf in Veneto è un'esperienza bellissima. Ho sempre creduto in Golf in Veneto e credo, nel mio piccolo, di aver contribuito in qualche modo alla crescita dello stesso, cercando nuovi golf, nuove strutture ricettive da far inserire, il mantenimento di rapporti importanti con le istituzioni, in particolare con la Regione Veneto. Credo soprattutto che Golf in Veneto abbia bisogno di allargare la sua presenza in termini di golf presenti e di strutture ricettive presenti. Questa è stata una difficoltà che abbiamo sempre trovato e credo che magari con l'avvento del nuovo Comitato Veneto, parlo della Federgolf ovviamente, ciò possa addivenire a un risultato importante, perché l'offerta golfistica a livello turistico deve essere ampia, cioè noi dobbiamo riuscire ad attrarre i giocatori stranieri, in particolar modo quelli austriaci, quelli della Baviera, quelli della Germania o anche nord europei, offrendo loro un pacchetto che sia assolutamente attraente. Diversamente ci sono offerte, come ben sappiamo, in Turchia piuttosto che in Spagna, che pur non avendo le caratteristiche meravigliose che ha l'Italia, e in particolar modo il Veneto, certo, non dico l'aspetto culturale ed enogastronomico, ma anche la varietà panoramica, insomma. Panoramica, esatto, dobbiamo dare qualcosa di più. Quindi diciamo che dopo 11 anni di attività, di esistenza di Golf in Veneto, siamo all'alba di una sorta di fase 2. Credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Me lo auguro fortemente e sicuramente darò il massimo per poter arrivare a questo risultato. E noi naturalmente te lo auguriamo. Grazie Carlo del tuo prezioso contributo a questo speciale TG Plus Sport. Grazie a te Alvise e spero di averti presto qui.